Ho notato che sabato scorso hai cambiato varie volte modulo, prima senza pivot di ruolo, poi più con scarichi laterali a rimorchio, poi di nuovo più bassi con inserimenti da dietro ed eventuali ripartenze, eccetera. Volevo chiederti se secondo te dipende anche da questo il ribaltone che ha portato alla svolta della partita col Vicenza, o se pensi che sia dovuto quasi esclusivamente al fatto che i ragazzi sono partiti un po' troppo leggeri, poi ritrovando la giusta concentrazione e mettendoci la grinta come sono abituati, hanno raddrizzato la partita e quindi l'aspetto tattico è stato solo marginale? Spero di essermi spiegato bene. Ciao mister, siamo tutti con te, Leo. Volevo ringraziare in particolare Leo per la domanda preziosa perché mi pone degli input anche per rispondere su altre questioni. Innanzitutto la domanda pone subito una lettura chiara, tecnica, quindi direi che le conoscenze di Leo sono importanti e ha centrato assolutamente gli argomenti tattici. Per quanto riguarda il gioco, abbiamo una strategia che può variare e che le potenzialità di questa squadra non le sappiamo ancora per primi noi, nel senso che è da troppo poco che stiamo lavorando insieme e lo scopriremo proprio in questo mese in cui con l'intensità e con le partite vere riusciamo ad avere un'unità di intenti ma soprattutto una lettura comune in campo. Sono perfettamente d'accordo dell'importanza della tattica nel senso di un'idea di gioco che ci appartiene da sempre, che appartiene alla società e ancora di più a me. In questi anni abbiamo lavorato per questa identità che non prevede delle giocate chiuse o un gioco chiuso, ma assolutamente una lettura del gioco e delle idee, dei principi sui quali muoversi all'interno. È chiaro che il meccanismo è una strategia che pone il giocatore di fronte a una scelta continua e i ragazzi sono molto molto bravi, intelligenti, attenti a leggere le situazioni. Per quanto riguarda invece la partita specifica, nel primo tempo, i primi 5 minuti, a mio giudizio, mi vedono anche responsabile perché nella crescita della mentalità vincente la dimensione con cui entriamo in campo deve essere un'altra e la dimensione è l'atteggiamento e il modo in cui i ragazzi si apprestano ad una competizione. Quindi dobbiamo assolutamente, a partire dal mister, comunicare una dimensione totalmente agonistica, totalmente competitiva e non lasciare che ci sia sempre uno sfregio per risalire e mettere in evidenza gli attributi, come scrivevi, o questa voglia di vincere che abbiamo dentro. Lo scalino è importante perché fa sì che una squadra con delle possibilità possa invece esprimersi con continuità e serietà e dare dei risultati. Ed è una cosa su cui lavoriamo già da martedì, ne abbiamo parlato proprio in questi termini, di dover eliminare questi cali di tensione, questi atteggiamenti che ci feriscono e ci fanno del male. La dimensione è quella di entrare con tutti gli atteggiamenti che ci fanno portare e conseguire la vittoria, quindi assolutamente è un aspetto mentale su cui dobbiamo lavorare ancora di più. I ragazzi sono giovani, i ragazzi alcuni sono inesperti, ma questo non deve essere assolutamente né una scusante, soltanto una constatazione per dover poter lavorare di più, a partire, ripeto, da me e a trasmettergli un atteggiamento diverso da subito.